Ci troviamo nelle aree portuali del bacino di Genova-Pra. Alle mie spalle vedete il nuovo viadotto di collegamento tra il casello autostradale ed il terminal contenitori. L'intervento consente di realizzare una connessione diretta e più breve al porto, razionalizza la viabilità a raso dei piazzali sottostanti e inoltre risolve un'interferenza che le pile del vecchio viadotto avevano con il tracciato ferroviario. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, la nuova opera, grazie ai giunti a lamelle longitudinali di ultima generazione e alle barriere fonoassorbenti posizionate in ambito cittadino, diminuisce in modo significativo l'inquinamento acustico. I lavori sono stati avviati nel 2021 e hanno avuto una prima fase dedicata alla risoluzione delle interferenze. Infatti l'intervento si sviluppa in un ambito fortemente antropizzato e sono presenti acquedotti, fognature, linee elettriche e gas. In seguito sono state realizzate le fondazioni contemporaneamente sia in ambito portuale che in ambito cittadino. Successivamente sono state gettate le pile, che sono in tutto 10. Le 11 campate metalliche sono state prodotte nel 2023 in officina, sono state trasportate a piedopera, preassemblate e varate nel 2024 principalmente in fase notturna per limitare le interferenze con l'operatività portuale e con la viabilità sia ferroviaria che cittadina. Le campate metalliche sono caratterizzate da lunghezze diverse. Lato mare abbiamo alcune campate lunghe 30 metri, fino ad arrivare alla campata più lunga, che ha una lunghezza pari a 78 metri e che permette lo scavalco dello scalo ferroviario di 6 binari. Il nuovo viadotto di collegamento, a differenza del vecchio, è stato realizzato in struttura mista acciaio-calcestruzzo. Questa scelta consente una maggiore snellezza e una diminuzione dell'ingombro anche visivo lato città. Nonostante l'ingombro contenuto, il nuovo viadotto, che è lungo circa 450 metri, ha una corsia in più rispetto al vecchio. Quindi delle 3 corsie, 2 sono dedicate all'ingresso in porto e una all'uscita verso il casello autostradale. Con il 28 luglio abbiamo completato le opere strutturali, abbiamo posato gli impianti illuminotecnici e le barriere di sicurezza laterali. Quindi il nuovo viadotto di collegamento è ora aperto al traffico. L'ultima fase dell'intervento prevede la demolizione del vecchio viadotto. Le demolizioni saranno avviate nel mese di agosto 2025, proseguiranno durante l'autunno e stimiamo di terminarle entro dicembre 2025. Particolare attenzione verrà data allo svaro dello scavalco ferroviario della linea Genova-Ventimiglia e via Pra per limitare il più possibile i disagi verso la cittadinanza.